È un'emergenza per il territorio nazionale, è un'emergenza perché la direttiva quadro acque che nasce nel 2000 è una direttiva che nel 2022 trova la sua piena applicazione. Per questo crediamo che grazie agli studi anche che dobbiamo fare con gli istituti, con tutti quelli che sono le università piuttosto che i ricercatori, siano studi che devono essere messi a terra e per questo chiediamo che dobbiamo chiedere la deroga perché questa direttiva quadro acque ancora una volta venga rimandata nella sua applicazione in attesa che vengano prese quelle contromisure di investimento e di sviluppo che risolvono il problema sia dal punto di vista ambientale che socio-economico. C'è piena condivisione su questo percorso, ancora una volta ANBI ha dimostrato non solo di esporre un problema, ma di cercare anche le soluzioni da proporre alle istituzioni e alla politica. Ancora una volta ci auguriamo e auspichiamo che il lavoro di ANBI dia i frutti dal punto di vista delle scelte che la politica e che le istituzioni dovranno fare su questo tema. Credo che oggi sia emerso in modo importante che non sia un problema solo dei consorzi di bonifica, ma che se applicato in questo modo diventi un problema di tutti i territori, di tutti i cittadini italiani e quindi credo che questo problema oggi sia stato messo alla ribalta nel giusto modo e nella giusta attenzione che deve avere.